Siamo con un mito, Edo Rainis, uno dei soci fondatori del Cedarkis, ma Edo, 50 anni fa avresti mai creduto di arrivare qui in questo momento con una società che è la più vincente del Carnico? No, sinceramente non avrei mai pensato di arrivare a festeggiare il 50° con la squadra che ha vinto più titoli, era più in cima alla classifica delle squadre carniche scudettate. Abbiamo cominciato diciamo un po' in sordina, ma sono riuscito a raccapezzare nel comune, a Cedarkis, una quindicina di loro fuori di testa come me, per cui hanno remato tutti dalla parte giusta e poi qualcosa nell'arco del tempo è venuto fuori, certamente impegnandosi, mettendo tutta la buona volontà e le capacità che ci sono, state trasmesse da tutti. Ma com'è nata l'idea di fondare Cedarkis? Non voglio autoproclamarmi perché io ero a Villa e dopo 10 anni ho capito che era il momento di tirare. Avevo già raccapezzato a Cedarkis un 6-7 giocatori portati a Villa, per cui dopo è venuto fuori un po' il fermento nella frazione e bisogna fare una squadra nostra. A quel punto lì ho parlato col presidente Guerrini, che ci ha lasciato andare liberi senza richiedere niente, per cui dopo è stato più facile cominciare a raccogliere tutti quelli che erano capaci di correre più che di giocare al calcio per fare una squadra. All'inizio è stata dura, ma però abbiamo cominciato con una grinta, un attaccamento ai colori micidiale, per cui qualche risultato è venuto fuori anche subito. Senti, appena sei arrivato, saluti, baci, abbracci, tutti ti vogliono bene, immagino sia un bel motivo di orgoglio, no? No, sì, io ringrazio tutti, però non solo il merito mio, è il merito di tutti, e se no hai una squadra che lavora, cioè la nave deve essere comandata da uno, non è che possono comandare in tanti. Diciamo che è stata anche un po' una gestione autoritaria, però insomma se i risultati vanno bene, va bene anche quella.